nostra consigliera comunale di Montecchio Maggiore, Sonia Perenzoni, per tutto quello che sta facendo lei e in rappresentanza dei ragazzi del territorio Sarego e tutti i meetup della zona. Perché siamo qua oggi? Parto subito dalla fine. La Regione non ha riscosso una multa compresa tra 3 milioni e mezzo circa e 10 milioni di euro nei confronti della Miteni. E lo doveva fare per legge e non l'ha fatto. Qui adesso vi spieghiamo come sono stati compiuti dei reati e questa si chiama omissione in atti d'ufficio. Andremo a fondo per capire perché non è stata richiesta questa multa. Sono tra i 1.000 e i 3.000 euro al giorno che la Miteni doveva dal 2009 alla Regione Veneto, all'ARPA e alle autorità competenti. Quindi noi oggi siamo qui a spiegarvi e cercheremo di capire perché questi soldi non sono arrivati nelle nostre casse e perché stiamo continuando noi a pagare i danni che qualcuno invece avrebbe dovuto pagare a noi. Quindi c'è il mondo al contrario. E sono veramente stufo, io ve lo dico, non ne posso più. Perdonate la franchezza, ho le palle piene di vedere questi che continuano a cercare di girare la frittata e bovinamente da 3 anni a questa parte si fa ancora a seguire, si sta ancora dietro a seguire quello che dicono o non dicono durante i comunicati stampa. Questa è legge e a me, io vorrei che si andasse più in profondità della questione, si andasse a vedere punto per punto la normativa. Vorremmo riuscire a capire perché siamo arrivati a questo punto. Dopo abbiamo, anche con piacere, abbiamo fatto un piccolo fact checking che va a spiegare che quello che è stato detto e quello che ci è stato attribuito in questi giorni sono balle, ma lo andiamo a vedere in fondo. Adesso io ho piacere di passare la parola a Manuel, che in maniera molto più competente di me, perché io non ci capisco nulla, lui invece ne capisce molto di questi argomenti, può spiegarvi nel dettaglio quello che vi ho appena detto. Quello che, intanto buongiorno a tutti, quello che ha espresso Jacopo è il contenuto dell'articolo 304, quello del testo unico per l'ambiente, ovvero il 152/2006, dove leggendo solamente il primo comma perché è corto, poi quando un danno ambientale non si è ancora verificato ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore, in questo caso l'azienda che per essa, adotta entro 24 ore a proprie spese le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. L'operatore lo deve fare attraverso una serie di comunicazioni al comune, alla provincia, alla regione, alla provincia autonoma nel caso ci si trovi in una provincia autonoma. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui è il comma 1, quello che ho detto poco fa, e alla comunicazione di cui è il presente comma, l'autorità preposta al controllo, in questo caso essendo una sezione amministrativa deve essere della regione, quindi l'ente operativo l'ARPAV, esatto, quello che arriviamo l'autorità preposta al controllo, comunque il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, eroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1.000 euro né superiore a 3.000 euro al giorno di ritardo. Ecco perché oggi siamo a denunciare questa omissione. Che noi lo diciamo che è dal 2009 che la Miteni sapeva questo, e lo dico nel NOE. Questo è l'articolo tra l'altro del giornale di Vicenza che lo riporta. Quindi non è che ci siamo inventati noi, prendiamo le carte del NOE e leggiamo dal 2009 questi sapevano di avere il problema di inquinanti. I limiti, poi correggetemi, dovrebbero essere di 500 nanogrammi litro per gli scarichi, giusto? In Poscola, sì. Qui adesso andremo a vedere, i rilevamenti erano di 6 milioni e mezzo di nanogrammi litro. 500, 6 milioni e mezzo, non è che erano lì poco poco e non se ne sono accorti. 6 milioni e mezzo rispetto a 500 di oggi. Ok? Cioè, adesso questo documento qua, che lo trovate nella cartellina, sono tutti gli estratti di tutti i documenti che vanno a supportare quanto noi vi abbiamo appena detto. Manuel velocemente e poi casomai più approfonditamente, separata sede, se avete piacere, ve li può andare a spiegare. Sonia ovviamente può fare altrettanto e andiamo a rivedere punto per punto come siamo arrivati a questa assurdità e poi capiamo qual è. Poi c'è tutto nella cartellina, però allora, i punti sono dal 2009, come dichiara il NOE. L'articolo 304, testo unico per l'ambiente, dice che in caso di conoscenza di
movimento di inquinamento, l'operatore, quindi l'azienda in questo caso, dovrebbe comunicare agli enti amministrativi preposti appunto la presenza di questo inquinamento. Se l'operatore non provvede a questa comunicazione è prevista una sanzione che va dai 1.000 ai 3.000 euro al giorno. Comunque ecco qua l'articolo 304 del 152 ed è proprio a questo a cui facciamo riferimento. L'azienda non ha comunicato. No, però nel 2009 abbiamo la dimostrazione che l'azienda conosceva e nel 2009 c'è i NOI dichiarano questo. L'azienda comunica solamente a luglio 2013 all'ARPAV la presenza di sostanze inquinanti a ridosso dell'azienda, quindi comunica quasi 4 anni dopo, però ci sono dei passaggi che adesso andiamo a spiegare prima. Quindi è per questo che noi abbiamo fatto questa conferenza stampa. Nel 2009, aspetta Sonia, questo qua è lo studio del 2009. Praticamente noi mettiamo a confronto quanto dichiara la Miteni con i documenti che ci sono arrivati, tutti gli allegati al famoso verbale del NOE di giugno 2017. All'inizio, se vi ricordate, a tutti quanti era stata fornita il verbale, che erano circa 30 pagine. Noi appena uscito quel verbale lì, Manuel Brusco ha fatto accesso agli atti e ha chiesto tutti gli allegati, sono circa 500 pagine. Abbiamo iniziato a studiarcele, sono tante, e abbiamo trovato le prime, diciamo, discrepanze tra quanto scritto appunto nei documenti della Miteni, quanto riportato dalle leggi nazionali e quanto anche dichiarato dal dottor Drusiana alle Comati, diciamo, la Commissione Internazionale d'inchiesta sul ciclo di rifiuti. Chi è Drusiana, scusate? È il responsabile sanitario della Miteni. Sicurezza. Quindi abbiamo fatto questo incrocio, diciamo, di dati ufficiali, qui non c'è niente, diciamo, che ci siamo inventati noi. Abbiamo messo sul piatto quanto scrive il NOE, quanto riporta la Miteni, quanto il dottor Drusian e lo stesso Nardone hanno rilasciato come dichiarazione alla commissione bicamerale d'inchiesta. E dai documenti che avete adesso in mano si può evincere che già nel 2009 la Miteni aveva fatto una barriera idraulica e non erano semplici pozzi per rimuggimento. Questo è il primo fatto. Il secondo fatto è, abbiamo messo qua a pagina 3, avete le dichiarazioni del dottor Drusian, che lui continua dicendo che erano solo pozzi per rimuggimento, non era assolutamente una barriera idraulica. Quando invece era il contrario. Quando invece purtroppo sapevano già tutto quanto. Perché sono stati citati più volte nella relazione il decreto ministeriale 471 del 99, che appunto è il decreto che fa riferimento alle modalità di messa in sicurezza di un sito inquinato, sì. È proprio il decreto che fa riferimento alla bonifica ambientale e non erano quindi dei pozzi di rimuggimento. Questo lo vedete a pagina 4, la richiesta della Miteni fatta al Genio e per conoscenza al sindaco, diciamo, del comune di Cristino, dove parlavano di variazione per aumentare, diciamo, il pompaggio dell'acqua che gli serviva a uso industriale. Però l'articolo che appunto loro citano è quello che prevede le bonifiche, quindi delle due l'una. Dopodiché alleghiamo anche un estratto dello studio della ERM fatto su richiesta della Miteni del 2005. Una società terza. Una società terza, sì. E anche qua la ERM già nel 2005 diceva alla Miteni, proprio leggo testualmente, alla luce della vigente normativa, in particolare al fine di conseguire in tempi brevi la certificazione ambientale, la Miteni ritiene opportuno avviare la realizzazione di un'opera di contenimento idraulico, tra parentesi barriera idraulica, in grado di impedire la migrazione di contaminanti potenzialmente presenti nella falla. Quindi 2005 questo. 2005, 12 gennaio 2005. Quindi già questo documento avvisava la Miteni, diceva guardate che dovete fare una barriera idraulica. La ERM che è stata attivata? Dalla Miteni. A
Ah scusi, sì, era pagina 7. Pagina 7. Io leggo l'estratto dell'azienda, diciamo, chiamate dalla Miteni per fargli la consulenza Quando ambientale. dicevano di non inquinare, cioè, avevano le loro perizie, le loro anche se dicevano esattamente il contrario. Poi, in risposta a quanto dice sempre Nardone, che è l'amministratore delegato della Miteni, che dice sempre che l'attuale Miteni, cioè la ICG, non era assolutamente a conoscenza di quanto avesse fatto la precedente proprietaria, cioè la Mitsubishi. Anche su questo mettiamo a confronto i documenti, non le chiacchiere e i pensieri. Abbiamo lo studio della ERM, pagina 8, che è del 25 settembre 2009. Come potete notare, questo studio, ve l'ho messo in azzurro, è intestato alla Miteni, non è intestato alla Mitsubishi come quello del 2008. Quindi a settembre 2009 la ERM fa uno studio e scrive Miteni. A pagina 9 vedete lei ci entra in Miteni il 5 febbraio peraltro, quindi un bel po' di tempo prima. Qua si capisce che praticamente la ERM è stata contattata da Miteni e non da Mitsubishi. Nel 2008 sono state raccomandate delle attività per valutare il contenimento idraulico e migliorare la comprensione della relazione idraulica tra acque sotterranee e Corsola, per cui sappiamo che 5 febbraio 2009, cioè la ICG, chiamiamola. Lei c'è la proprietà attuale. In più scrivono anche che i lavori sono stati completati tra il 16 febbraio e il 10 marzo 2009. La Miteni è entrata il 5 febbraio. Non bastasse, c'è un altro passaggio a pagina 10 dove dicono proprio che, vedete qua scritto before drilling our proposed location where, vedete ve l'ho tradotto, è prima della perforazione tutte le posizioni proposte sono state ispezionate con la supervisione del responsabile di salute e sicurezza di Miteni e c'è stato l'accordo sulle posizioni finali. Cioè, questo è il documento della ERM che dice abbiamo fatto tutto quanto in accordo con e supervisione del responsabile di salute e sicurezza di Miteni. Chi era il responsabile di salute e sicurezza di Miteni a inizio 2009? Era il dottor Brusia e questo lo dice il verbale del NOE, dipendente della Miteni dal 17 febbraio 2003 al gennaio 2010. Abbiamo messo praticamente insieme vari. Qui abbiamo poi la quantità di FAS, di cui parlavamo prima. Questo qua il 26 febbraio, quindi c'era già la ICG, c'era già l'attuale cioè l'attuale proprietà. E questa analisi vi riporta che il FOA era 6.430 microgrammi litro. Cioè 6 milioni di nanogrammi. Ecco, quindi nel 2009, il 26 febbraio, loro sapevano già di questa quantità nella falda, però non hanno fatto nessuna comunicazione. Quindi arriviamo al punto 3, a pagina 12. Quindi abbiamo con le carte alla mano, abbiamo fatto vedere che nel 2009 c'era già una barriera idraulica e non erano dei pozzi di emergimento. Sapevano della contaminazione della falda, di cui ci sono le analisi, elevata, non hanno fatto nessuna comunicazione. La comunicazione la fanno il 23 luglio 2013, quindi ben 4 anni dopo. E qui arriviamo a pagina 13. Siamo a pagina 13. E a pagina 13 però vi dico una sorpresina rispetto alla multa di cui vi ho parlato prima, che in verità la multa è andata prescritta. Quasi del tutto. A dato della mancata attuazione e della normativa, della mancata dichiarazione, dei mancati controlli, insomma, un gatto o un cane che si vuole che si morde la coda, il risultato è che qui chi ci ha perso sono i cittadini che stanno pagando con la bolletta la messa in sicurezza degli acquedotti, la purificazione dell'acqua, quindi ancora siamo noi, non abbiamo incassato la multa, questi non hanno pagato una multa che per legge dovevano pagare e beffa delle beffe subentra la prescrizione che in 5 anni va a prescrivere anche la multa amministrativa. Non del tutto però, non del tutto, perché prescrive i 5 anni a partenza dal 2009. Qui poi è stato fatto un conto molto semplificato, sì, della serva. Sui 1.000 euro siamo voluti essere conservativi perché appunto può essere, è a discrezione, tra 1.000 e 3.000 euro al giorno. Con 1.000 sono ovviamente 240.000,
con 3.000 sarebbero circa 720.000 euro, giorno più, giorno meno, da andare a richiedere. Cosa può succedere? Può succedere che da domani la regione, l'ARPA può andare a richiedere questa multa. Certo, questo è in corso, questo non è sotto prescrizione, quindi noi diciamo, bene, vi attivate o non vi attivate? Succede, fate un'operazione, sappiamo che ci sono le indagini della procura in corso, però noi chiediamo che venga presa posizione forte, sanzionatoria, per legge, dovuta dalla legge, come previsto dalla legge. Chiediamo che venga attuata la legge, niente di incredibile. Ma tu scusa, non puoi più, non capisco questo passaggio. Vai. Cioè tu non puoi, siccome il reato ascrivibile a Miteni è la mancata comunicazione, nel momento in cui loro nel 2013 hanno comunicato, adesso che cosa gli contesti? Dal 2009 al 2013 non hanno comunicato. Ma sei prescritto? No, è prescritto fino al 2012. 2012. Sì, fino al puoi 2012. contestare un'annualità. Esatto, quello che abbiamo scritto qua. Sì, però dire, vabbè, ma adesso è ancora in corso l'inquinamento. È ancora in corso, nel senso che è ancora in corso, siamo in tempo, abbiamo una finestra utile, io scuso se mi sono espresso male, la finestra utile per andare a richiedere questa sanzione. Quella non è ancora prescritto, che è pari a 8 mesi. Dipende, da 2013, 17 quel periodo lì. E l'altra cosa che volevo chiedere, chi è l'autorità che deve erogare questa sanzione? Perché prima avete parlato di ministero, poi avete parlato di ARPA. Allora, qua, esatto, riporta la normativa. La legge o il ministero dell'ambiente del mare o l'autorità proposta al controllo, in questo caso l'ARPA. ARPA in questo caso. Non la provincia, quindi. Perché so che sugli scarichi la provincia ha competenza. Noi abbiamo i controlli vengono effettuati da ARPA. Comunque noi chiediamo che all'ARPA chiediamo che si attivi e che si attivi negli organi preposti. Qui la legge rimanda direttamente ai controllori, quindi chiediamo solamente l'attuazione della normativa e che venga recuperato quanto dovuto. Ancora non facciamo passare più un giorno, perché ogni giorno va a salvare questo dalla prescrizione. Inoltre, stiamo aspettando l'ultimo pezzo è se qualcuno dovesse sollevare il dubbio, ma il FOA non era, perché chiaramente ci viene detto questo dopo, no? Il FOA non era contemplato tra le sostanze inquinanti, bla bla bla. E qua vi ho riportato proprio il puntino 18 del verbale del NOE, la legge norma circa 90 sostanze, per quegli assenti dice di adottare gli stessi limiti di quelli tossicologicamente più affini. Miteni avrebbe dovuto chiedere all'Istituto Superiore di Sanità che valori limiti adottare per le sostanze che ha rilevato nei pozzi barriere, ma se lo avesse fatto l'ILS si sarebbe interessato del caso molto prima del 2013, questo è chiaro, no? Che pagina sei, scusa? Ultima, 13. L'ultimo riquadro del 13. Capoverso. Perché dopo quello che si solleva è ma non c'erano limiti, esatto. Ma è qua. Sì, ma la legge parla chiaro, se tu hai delle sostanze che non conosci o applichi gli stessi limiti, dei limiti diciamo di sostanze affini, tossicologicamente affini, oppure chiedi all'Istituto Superiore di Sanità che ti dia dei limiti. Chiaramente se tu fai questo passo accendi delle lampadine in giro per le istituzioni, metti dei dubbi. Poi per concludere volevo... Ma la denuncia del no del 2009 dove è finita? No, del 2013. No, allora, scusa. Facciamo un passo indietro. Cioè voi avete fatto un'analisi da cui emerge che già nel 2007 c'erano i primi segnali 2005, perfetto, e hanno votato una barriera che viene motivata con esatto. la ragione, in realtà erano dei pozzi per la Miteni, secondo voi era il primo tentativo, mi pare tecnico, non è scritto. No, certo, no, no, sì. arginare il livello di inquinamento della costa. Bene. Poi andiamo al 2009 dove c'è il NOE è come dire è un organo dello Stato, non è come dire un tecnico di parte. Cioè questo rapporto da cui emerge il livello di inquinamento è stato inviato alla procura, è stato inviato a qualche autorità o è rimasto nel cassetto? È rimasto nel cassetto. Quindi il NOE l'ha tenuto nel cassetto? No, non il NOE. Il NOE arriva a giugno 2017. Sono i carabinieri il NOE. Sono andati a perquisire e hanno trovato questi studi dentro la Miteni. Lo studio della Miteni è rimasto nel cassetto. No, d'accordo, ma perché non è partita la segnalazione sul livello di inquinamento del 2009? Siete riusciti a capire
Perché nel 2009 nessuno sapeva niente, cioè il NOE arriva oggi a capire che loro Sapevano nel sapevano. 2009. E quindi tutte queste Sì, cose sono riportate, sono estratti del verbale del NOE Sì, di adesso, certo. che sono andati a fare Quindi la le ricostruzione a ispezioni. posteriori fatta per noi successivamente, però la cosiddetta notizia di reale di inquinamento ambientale non è partita nel 2009, No, purtroppo. è partita a luglio 2013. Sì, certo, per il livello di inquinamento accertato dall'ARPA con quella, Circa, come dire, più o meno, facciamo finire la processione. Più. Certo. E lì hanno sequestrato poi il L'argine. sito e l'argine. non il sito, solo l'argine. Sì. Cioè, Il sito è volendo ancora- dare una timeline degli eventi, Vai. così ci chiariamo un attimo tutti. Nel 2005 c'è uno studio di Mitsubishi Sì. che fa fare dei lavori dalle cui carte si dice che loro hanno un sospetto che ci può essere qualcosa, che fanno fare dei pozzi in cui Delle dicono barriere. Fanno fare delle barriere idrauliche. o delle barriere idrauliche no, è importantissimo in la grado di impedire differenza. la migrazione. Nel 2009 subentra nella proprietà Miteni, chiamiamola Miteni, Esatto. la nuova proprietà, la quale a sua volta fa dei lavori accompagnati da delle relazioni dalle quali si intuisce che loro sanno che c'è qualcosa che non va. Sì, ecco. Tutto resta fermo dentro Miteni, nei cassetti di Miteni fino al 2013, quando Sì. loro fanno comunicazione a chi? La fanno, eccola qua, alla regione, alla provincia, al comune e all'ARPA, che è Dopo questo. lo studio Ma niente, quello dell'ERM. Siamo di più o meno. Studio dell'ERM. no, quello del del 2009 Ah, che sì, sì. esplode il caso no. perché c'è uno studio del CNR. del C'è dopo. che riguarda il Veneto, Dopo. la Lombardia, quindi Questa comunicazione arriva dopo. criteri successivi. Qui diciamo esplode il caso Fassi, a quel loro punto fanno loro dicono comunicazione. Ah sì, a proposito, che mi sono c'è dimenticato, sì. Nel frattempo andiamo avanti per anni, sapevano, non sapevano, loro dicono non sapevamo, non c'erano i limiti, fino al 2017 quando interviene la relazione del NOE che mette un punto. Il NOE tira fuori tutte queste carte e dice sapevano, perché le relazioni dimostrano che i livelli di inquinamento erano 6 milioni e mezzo la falda, la produzione, le barriere idrauliche, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene. No, Scusa un secondo, una precisazione riguardo al secondo punto, cioè quello di fatto se sapessero o non sapessero dici non si cita Mitsubishi ma si parla di Miteni che è già ICIG, però si chiamava Miteni anche prima. quindi Si non chiamava parla- Miteni anche prima, ma la proprietà ICIG è rientra subentrata, prima. però negli atti che ci avete dato voi non si parla di ICIG, si parla sempre di Miteni. Sì, lo stesso studio del 2008, perché la ERM fa uno studio nel 2009 e uno nel 2008. Quello del 2008, che adesso qua non vi ho legato perché mi sono dimenticata, era intestato a Mitsubishi. Ok. Quello del 2009 è intestato a Miteni. Però ti ripeto, questo, cioè il fatto Sì. che sia intestato a Miteni non è formalmente intestato a Però se il ICIG. 2009 era già subentrato Esatto. Miteni, no? Sì, però ma cioè, attenzione perché l'azienda è sempre Miteni. appunto è quello il discorso. Cioè, ma io in tutti Cioè, questi tu, atti che ho. l'azienda l'hanno voluto esatto. Sì, però ripeto, io sto facendo l'avvocato del diavolo in questo caso. Io con queste carte in mano non vedo che sia citata ICIG. No? Lei vede la data, Esatto. che è 25 settembre Pagina 2009. 9. La ICIG è entrata il 5 febbraio 2009, lo vediamo a pagina 9. Ok, quindi il 25 parla di. Ok, 25 settembre. In più, non bastasse, sempre a pagina 9, c'è scritto che i lavori sono stati fatti tra il 16 febbraio, finiti tra il 16 febbraio e il 10 marzo. La ICIG entra il 5 febbraio. Esatto. Quindi loro entrano, poi immaginiamo che prima di comprare un'azienda Sì, sì. abbiano due diligence, non è che Vabbè, ti no, ma compri- no, sì, sì, giusto, giusto. Un paio di scarpe, bene. Vabbè, voi chiedete all'ARPA di multare Miteni Questa è la proposta. 200 per 240.000 E anche di Ah, più, no, almeno questo è il minimo. il minimo del minimo del minimo. Cioè chiediamo solamente che applichi la legge. No, cioè se rimangono 8 mesi dopo la prescrizione, E il minimo, ma fino a che prendendo i 1000. Cioè, noi chiediamo il massimo della pena edittale, perché secondo noi, dato il ritardo, data la prescrizione, dato tutto quello che è successo, minimo del minimo del minimo, non dovremmo neanche voglio dirlo. Anche perché senza prescrizione tutto sarebbe O 240 o 720. Esatto. Il minimo sarebbe 7,20 Ah, 20, per scusate, magari. No, il minimo che dovrebbe avere in questo momento sarebbe Certo, 7,20. perfetto, va bene, quello che dici non si cambia. C'è qualche caso di sanzione Io combinata? penso che è fermo da anni. Volevo capire se siete riusciti a trovare qualche caso di sanzione combinata non solo in Veneto, ma in Italia, No.
per reati ambientali analoghi, per cui no, d'accordo, per cui si possa dire questa è la prassi, perché mi sembra che l'obiezione sollevata dal collega abbia qualche fondamento giuridico, nel senso che se c'è un processo penale in corso qualcuno poi il percorso amministrativo è diverso da considerare. Ma quella noi sappiamo che è penale, poi possiamo avere una richiesta di accesso in parte civile e quella è la richiesta, ma questo è un procedimento che viaggia su un altro binario. Questa invece è una norma che prevede una sanzione amministrativa automatica. Io parcheggio in doppia fila, il vigile mi dà la multa, io sverso inquinanti, l'ARPA mi fa la multa, cioè, e questo è un tema amministrativo. Poi c'è il tema penale, reato ambientale, poi c'è il tema di compartecipazione o accesso in parte civile della causa penale, che immagino, ovvio che verrà fatto nel momento in cui partiranno, non lo metto nemmeno in discussione. Il giorno che passa comunque si perdono 1.000-3.000 euro. Eccolo lì, esattamente. Si potevano pagare un po' di filtri, insomma. Si potevano pagare un po' di filtri, si possono pagare delle analisi, si poteva pagare il biomonitoraggio, si potevano pagare quelle che sono le cure che ad oggi non sono ancora previste. Paghi i cittadini, è giusto che avesse Perché oggi le pagano i cittadini con le tasse e con la bolletta. Questo è allucinante. No, per concludere, vista gli attacchi che abbiamo ricevuto questi giorni dall'amministratore delegato Nardone, che ci accusa ancora una volta, no, di emanare fake news, lui le definisce, ho visto anche tutto era partito anche dall'articolo del collega Salmaso. Noi sempre con dati alla mano siamo a denunciare che i FAS sono dannosi all'organismo. Non è mai stato detto che provocano il 25% in più di malattie tumorali, quello non è mai stato detto, perché come anche sta avvenendo in commissione FAS non c'è evidenza scientifica di questo, no? Però documenti ufficiali, per esempio il documento del 17 novembre che tutti avrete, Abbiamo già presentato in conferenza stampa, tra l'altro. conferenza stampa, ce l'avete in cartellina, il famoso documento di Mantoan comunicato agli assessori Coletto Bottacin, evidenzia proprio come vi siano delle malattie collegate, delle malattie possibilmente associabili alle sostanze della FAS. Sono scritte qua malattie cardiopatie per gli uomini più 21%, 11% nelle donne, malattie cerebrovascolari più 20% negli uomini, più 25% nelle donne, per esempio Alzheimer più 14% nelle donne, per cui il Nardone continua a sminuire, continua a dire che noi diamo false informazioni sui FAS, e questo è il suo modo di fare. Noi gli rispondiamo con i dati alla mano. Una cosa che lui ieri ha sollevato è la questione dei lavoratori. Io non capisco come lui possa affermare che nei lavoratori il 96%, se ci sia una riduzione del 96% in meno di FAS nel sangue, quando i lavoratori stessi sono venuti a dirci, o comunque dicono sempre, che i loro valori nel sangue sono di milioni di nanogrammi litro. Quindi mi ricordo un dato anche in commissione, un lavoratore ha affermato di avere 9 milioni di nanogrammi litro, vuol dire che se Nardone avesse ragione, questi quanto avevano? 100 milioni di nanogrammi litro. 100 milioni di nanogrammi litro vuol dire, se hanno pari solo il 90 fischia per cento. Allora mettiamoci d'accordo. Comunque, qui ci sono i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, certo, che il 31 di ottobre è venuto a Verona a dire che fanno male, punto, cioè questa è stata la dichiarazione, riportando tutti quanti i dati, ovviamente non è che l'ho detto. Questo quando l'ho detto? 31 di ottobre a Verona. E comunque lo trovate, ce l'avete, avete quanto la documentazione. L'Istituto Superiore d'Italia nel 2014 lo dice l'ONU, lo dicono gli americani. Ci sono studi sui Io direi che è una follia anche solo dare ancora spazio a una persona che dice il contrario. Perché, ragazzi, anche lo dico io, non mi permetterei mai, non ho né la competenza né le capacità tecniche per dirlo. Ma ci sono tecnici, che non penso sia un complotto mondiale contro la Miteni, che dicono tutte quante che i FAS sono altamente pericolose, aumentano malattie estremamente gravi, potenzialmente mortali, come scrive la relazione della regione, del più del 20%. Una strage, il 20% in più. Cioè, di questo stiamo parlando. Questi sono i temi. Ora, noi speriamo entro venerdì di avere una risposta da parte di ARPA, della regione, o quantomeno di chi si deve muovere. Venerdì noi vi invitiamo a rivederci, perché porteremo una soluzione definitiva alla questione dei FAS, e diremo altrettanto che ci stiamo attivando nel valutare. Venerdì vorremmo avere la nostra risposta a
alla questione della multa, l'applicazione o meno, perché in caso contrario dobbiamo valutare anche un esposto alla Corte dei Conti, perché questo è un mancato, è un danno molto importante che si è venuto a creare nei confronti dei cittadini. Quindi io sono sicuro e certo che in questa settimana arriveranno delle risposte esaurienti su questo. Venerdì ci possiamo rivedere, avremo tutti quanti le notizie, so che voi puntualmente andrete a chiedere conto di questo. Noi abbiamo fatto le nostre ricerche, altrettanto sono sicuro che anche voi prenderete in mano queste carte e andrete a trovare cose che noi non abbiamo trovato, perché qui c'è la vera inchiesta, è proprio, nasce su questo. Noi cerchiamo di fare quel piccolo che possiamo, ma siamo sicuri che ci sia ancora molto e troppo ancora da dire su questa faccenda. Venerdì noi cercheremo comunque e siamo sicuri di mettere una pietra definitiva, dando una soluzione a quello che si è venuto a creare fino ad ora. Avete domande? Ok.